TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Alle ore 15:20 circa di oggi, in via Tiepolo 35 di Conegliano, due individui non travisati né armati hanno aggredito il 75enne Pierpaolo Urbani, ex primario dell'ospedale di Vittorio Veneto, mentre stava rientrando a casa. Dopo averlo spinto a terra in strada, gli hanno strappato un orologio Rolex e un bracciale d'oro, fuggendo subito dopo a bordo di un'Audi, attualmente ricercata. La vittima, trasportata all'ospedale di Conegliano, ha riportato escoriazioni e contusioni. Acquisite immagini di videosorveglianza esterna per l'identificazione dei soggetti. Indagini in corso a cura dell'Arma dei Carabinieri di Conegliano. E alle ore 16:15 circa sempre di oggi, in via 26 aprile di Vallà di Riesi Pio X, all'altezza del Civico 3, si è verificato uno scontro tra una Dacia condotta da un 62enne del posto e un ciclomotore Malaguti guidato da un 14enne di Castello di Godego. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Castelfranco Veneto, l'auto avrebbe omesso la precedenza, investendo il giovane Centauro. Il ragazzo è stato lì trasportato all'ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato, grave ma non in pericolo di vita. Esito negativo ai test alcolimetrici per il conducente dell'autovettura. E nella mattinata di domenica 26 ottobre i carabinieri di Mogliano Veneto hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini tunisini di 41, 32 e 48 anni, domiciliati in un appartamento di via Ronzinella, ritenuti responsabili del reato di ricettazione. L'indagine è scaturita dalla segnalazione di un giovane moglianese che aveva denunciato nei giorni scorsi il furto della propria bicicletta marca Mondial. A seguito di mirati accertamenti, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione dei tre sospettati, rinvenendo proprio la bicicletta rubata e numerosi monopattini e biciclette elettriche, risultati di sospetta provenienza illecita, e dei quali gli occupanti non hanno saputo giustificare il possesso. Nella mattinata di venerdì 24 ottobre i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale domiciliare nei confronti di un 39enne originario del Ghana e domiciliato a Conegliano, trovando all'interno di un esercizio commerciale gestito dallo straniero 51 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 45 grammi, oltre ad altri 145 grammi di sostanza in parte già suddivisa in 12 involucri termosaldati, attualmente sottoposta ad analisi di laboratorio per determinarne l'esatta natura. Nel corso delle operazioni i militari hanno inoltre sequestrato 3 telefoni cellulari, ritenuti di possibile interesse investigativo. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.